Eccoci qua, cuffia, microfono, siamo pronti. Davide, qual è l'argomento di oggi? Chiedilo a Barbero, un podcast di Cora Media e Intesa San Paolo On Air. Io avrei scelto una citazione di una canzone di De André. Ci hanno insegnato la meraviglia verso la gente che ruba il pane. E ovviamente in questo caso la meraviglia non ha una connotazione positiva, ma meraviglia è lo shock, lo stupore, l'orrore, l'indignazione. Sullo stupore ci è arrivata una domanda da parte di Alberto, che ci scrive da Ortona e che ci chiede: potrebbe spiegare, professore, che cosa si intendeva per stupor mundi nell'antichità? Allora, stupor mundi è un termine con cui è stato definito l'imperatore Federico II di Svevia nel Medioevo, quindi. Io non lo so se poi Alberto magari pensava a quello, ma io ho preso alla lettera il discorso dell'antichità, sono andato a vedere, c'era già anche nell'antichità questa espressione. A dire tutta la verità, secondo me non c'era. Non viene fuori in nessun dizionario, in nessuna raccolta di citazioni, anche se c'è da qualche parte in rete, si trova qualche sito che dice che veniva chiamato stupor mundi l'imperatore vittorioso che celebrava il trionfo al ritorno. Avete presente, no? Il trionfo celebrato dai generali romani. Però io nei testi latini, anche appunto attraverso i dizionari, i vocabolari, che si usasse questa espressione elogiativa non l'ho trovato da nessuna parte. E devo anche dire che in latino classico stupor, mentre chiaramente nel Medioevo, quando usano questa espressione per definire Federico II, pensano allo stupore in senso positivo, cioè ci ha stupiti tutti, ecco. In latino classico stupor non ha tanto quel senso positivo. Tenete conto che stupor ha la stessa radice di stupidus. La persona stupida è quella che è rimasta stupita, per l'appunto, ecco. E invece Federico II, in un'epoca in cui il latino si è evoluto e ha cambiato tante delle sue aree semantiche, insomma, c'è un autore, un cronista del suo tempo, un monaco inglese, Matthew Paris, che scrive appunto subito dopo la sua morte che lui era stato, fra le altre cose, uno stupor mundi et immutator mirabilis, cioè un meraviglioso, mirabilis, si può dire cambiatore delle cose, ecco, uno che dove arrivava cambiava le cose in modo meraviglioso, e dunque stupor mundi. Peraltro su questo mi fermerei ancora un attimo, perché da questo disgraziato monaco inglese che scrive questa frase, tutti poi dicono Federico II era chiamato ai suoi tempi stupor mundi. A dir la verità è quest'unico cronista che lo dice, dopo la sua morte. La formula è bella, ci piace. In realtà Federico II all'inizio della sua vita era stato soprannominato in un altro modo. Federico II, che come ricorderete dai ricordi di scuola, era figlio dell'imperatore Enrico VI, quindi ereditava le pretese sull'impero, ma era anche figlio di Costanza d'Altavilla, la normanna, quindi da lei ha ereditato il regno, quello che in Italia nel Medioevo si chiamava il regno e basta, cioè il sud, l'Italia meridionale. Lui era imperatore potenzialmente, all'inizio poi lo è diventato, ed era re dell'Italia meridionale, che in molti paesi europei veniva chiamata per così, non mi ricordo più che figura retorica è, comunque Sineddo, che la Puglia. Specialmente nei testi francesi medievali, quando si legge la Puglia o le Puglie, Apulia in latino, si deve capire che si intende il sud in generale, cosa di cui i pugliesi possono essere forse giustamente orgogliosi, peraltro, e ce ne saranno tanti qui, immagino. Allora, Federico, ragazzino, eredita il trono già ragazzino, è una figura conosciuta ovunque naturalmente, questo ragazzino che è diventato re della Puglia e aspira all'impero, ed è conosciuto, e qui sono davvero molti testi contemporanei che lo citano, come il puer Apulie, ovvero, unica traduzione sensata, il ragazzo del sud. Federico II è il ragazzo del sud per antonomasia agli occhi del resto dell'Italia e dell'Europa. Ecco. C'è una domanda di Isabella che non indica da dove ci ha scritto, però credo che potrei sbagliare, però va un po' all'origine del significato del termine che abbiamo scelto come argomento, ovvero la meraviglia.
Leggo. Stimatissimo professore, vorrei chiederle di raccontarci delle guide turistiche medievali, ovvero le Mirabilia. Vorrei capire quanti le consultassero, quanto fossero precise e attendibili e se a lei come storico siano mai state utili come fonte. Sì, forse si dice in realtà piuttosto i Mirabilia, credo, no? Perché, come dire, è un neutro plurale. Non è che ci fosse il genere della guida turistica nel Medioevo, ecco. Ma c'era la guida turistica della città che dal punto di vista turistico era la più importante d'Europa, ovvero Roma. Perché a Roma si andava in pellegrinaggio. Certo, era ancora meglio andare in pellegrinaggio a Gerusalemme se uno poteva permetterselo. Però nell'epoca delle crociate la cosa non era poi così semplice in tutti i momenti. Andare in pellegrinaggio a Gerusalemme per un cristiano del Medioevo era chiaramente la cosa più importante in assoluto e infatti noi fin dal IV secolo, quindi dai primissimi secoli del cristianesimo, abbiamo diari di viaggio, itinerari di persone che sono andate a Gerusalemme e che hanno raccontato le tappe del loro viaggio. Tra l'altro uno dei primi autori donna che possiamo ascrivere al Medioevo è questa monaca Egeria, appunto del IV secolo, che ha scritto raccontando il suo viaggio a Gerusalemme. E a Gerusalemme si andava, ovviamente, quello è il pellegrinaggio più importante di tutti, perché il pellegrinaggio per i cristiani voleva dire andare a trovare il Signore o i suoi santi, ma proprio andarlo a trovare fisicamente. Certo, a Gerusalemme Gesù non c'è più perché è risorto, va bene, però è stato sepolto lì 3 giorni e c'è ancora ovviamente il suo sepolcro e andare a Gerusalemme vuol dire andare dove è vissuto, è morto ed è risorto lui. Ed è un'esperienza straordinariamente emozionante, vuol dire, noi abbiamo testimonianze medievali su questo, cioè l'idea, sto pestando la stessa polvere che ha pestato lui. E poi è chiaro che, capite, siccome loro tutti sono convinti che quando muori in un modo o nell'altro, lì ci sono versioni diverse, ci saranno un angelo e un diavolo che verranno a dire chi lo prende? Lo prendi tu o lo prendo io questo? Oppure comunque prima o poi dovrai comparire davanti a lui in ogni caso, ecco. E lui ti chiederà perché ti dovrei far entrare? E tu dirai, lo so che ne ho fatti di tutti i colori, ho peccato, però ho fatto anche delle cose buone in vita mia, sono venuto da te. Ci ho messo anni, il pellegrinaggio a Gerusalemme vuol dire stare lontano da casa anche anni. È pericoloso, faticoso, costoso, 1 su 2 non torna a casa. Quindi almeno questo lo posso dire che l'ho fatto. Ora, dopo Gerusalemme, il pellegrinaggio più conveniente, che appassiona di più, che coinvolge di più, con cui si guadagna di più naturalmente, è andare a Roma, da San Pietro. Perché è sempre il solito discorso, sarò lì davanti e chiederò che mi aprano. E dentro c'è uno che ha le chiavi, ed è San Pietro. E a San Pietro potrò almeno dire, ma ti ricordi che sono venuto? Sono venuto davvero da te, perché San Pietro è lì, sepolto lì, ho baciato le tue ossa. Adesso la sto mettendo sullo scherzo, ma in realtà sono emozioni significative per i cristiani di quei secoli. E quindi una marea di gente va a Roma. Ovviamente, essendo anche loro esseri umani, vanno a Roma e dicono, ma che meraviglia, ma cos'è quella roba lì? Quello lì è il castello in cui l'imperatore Costantino si era... invece è il Colosseo, però al turista i romani, mi spiego, ecco, tutto quello che c'è da vedere sono tutte robe meravigliose e i romani ne sono consapevoli e quindi a Roma a un certo punto nel XII secolo noi cominciamo a trovare manoscritti conservati nelle biblioteche romane in cui sono contenute appunto queste descrizioni ad uso dei pellegrini delle meraviglie di Roma. E quello è proprio un genere prodotto in loco. Tendono a essere anche ripetitive, si copiano l'una con l'altra. E poi ce n'è una famosissima che invece è quella di Maestro Gregorio nel 200. E questo Maestro Gregorio è un ecclesiastico inglese che va in pellegrinaggio a Roma e scrive poi la descrizione di Roma come l'ha vista lui. E la cosa particolarmente interessante è che anche lui è un ecclesiastico del 200, gli interessano le antichità. Sì, San Pietro lo descrive rapidamente, sì, per carità c'è San Pietro, la Basilica di San Paolo, sì, c'è la Basilica di San Paolo, però il Pantheon lo misura,
quanti passi di diametro, di circonferenza, le colonne, le statue. Ecco, maestro Gregorio descrive proprio testualmente ogni singola statua che ha visto, gli archi di trionfo, le colonne che sono ancora in piedi, i palazzi. Quel palazzo lì in realtà sono le terme di Diocleziano, però a lui gli sembra un palazzo. E quindi è un testo a sé stante questo, nel genere dei Mirabilia. Poi Isabella chiede se me ne sono mai occupato direttamente. No, non me ne sono mai occupato direttamente. Se ne occupava, e me l'ha spesso raccontato, uno dei miei maestri, che era Chiara Frugoni, che è scomparsa da poco, con cui ho lavorato per tanti anni, e io è da lei che ho imparato, diciamo, che c'era questo testo fantastico di maestro Gregorio, Le meraviglie di Roma. Restiamo proprio a Roma perché è arrivato un messaggio da Matteo. Professor Barbero, salve, sono Matteo, ho 12 anni e vivo a Roma. Io vorrei sapere chi ha stabilito quali erano le 7 meraviglie del mondo e perché tra queste non ci hanno messo il Colosseo. Già, certo. E Matteo, non ci hanno messo il Colosseo perché la lista delle 7 meraviglie del mondo, tu dici, è stata fatta nell'antichità. Sì, sono tutti grandi edifici dell'antichità e quindi, ma l'antichità è lunga. La lista delle 7 meraviglie del mondo è stata stabilita nel mondo ellenistico più o meno 3 secoli prima che a Roma costruissero il Colosseo. È stata stabilita nel III secolo a.C. e questo si può anche sapere perché le 7 meraviglie hanno ciascuna una sua storia e una di quelle meraviglie, il Colosso di Rodi, è crollata per un terremoto nel 226 a.C. Dal 226 a.C. il Colosso di Rodi non c'era più. E quindi chi ha fatto la lista delle nostre 7 meraviglie l'ha fatta prima. E d'altra parte c'è il faro di Alessandria, e il faro di Alessandria era stato costruito intorno al 300, al 280 a.C., prima non esisteva. Quindi insomma, la lista è stata fatta in quel momento. Matteo, il Colosseo l'hanno fatto Tito, Vespasiano e Tito e Domiziano, fine del I secolo, 300 anni dopo. Temo che sia una scarsa consolazione il fatto che, come ho scoperto, magari lo sapevate tutti, io non lo sapevo, ci sono anche le 7 meraviglie del mondo moderno, che però si intende dal 230 a.C. in poi. Quindi le 7 meraviglie del mondo moderno hanno fatto un concorso. C'è un'azienda che ha lanciato un concorso nell'Olimpiade del 2000 e poi ha nominato dei giudici e ha raccolto indicazioni, stavo per dire dagli ascoltatori, ma insomma un po' come facciamo noi. E alla fine hanno scelto le 7 meraviglie del mondo, successive alle vecchie 7, e qui tra i vincitori c'è il Colosseo. Peccato che a quanto pare l'azienda che ha fatto questa cosa è un'azienda che l'ha fatto a scopo di lucro, lanciando varie forme di promozione pubblicitaria e guadagnandoci un sacco di soldi, insomma, quindi è leggermente meno nobile rispetto alla lista antica su cui credo che non ci fossero sponsor, ecco, diciamo. C'è una curiosità divertente da parte di Patrizia. Patrizia si domanda: visto che le favole dell'Ottocento e Novecento sono ambientate generalmente nel Medioevo, castelli, principi, principesse, eccetera, quali favole venivano raccontate per meravigliare i bambini nel Medioevo? E devo dire che a questa domanda potrò rispondere solo parzialmente. La vita dei bambini del Medioevo è una cosa che a me ha sempre interessato molto, così come interessava Chiara Frugoni, e andando a cercare si trovano tante informazioni sulla vita dei bambini, sui giochi dei bambini, mai tante quanto vorremmo averne però, ecco. Sui giochi dei bambini ci sono delle cose meravigliose. Capite, i bambini sono una cosa interessantissima perché il bambino, quando nasce, non è il bambino che nasce adesso, non è ancora un essere umano del XXI secolo. È un essere umano, come dire, tabula rasa. Poi tutto quello che noi gli insegniamo ne fa un essere umano del XXI secolo, ma ci mette qualche anno per allinearsi pienamente con la mente. Quindi voglio dire che un bambino che sta appena imparando a parlare, io sono abbastanza convinto che non è diverso, non granché, da un bambino che stava appena iniziando a parlare nell'anno 1000. Poi più cosa impara e più ovviamente appartiene alla sua epoca. Quindi nei bambini c'è, come dire, qualche cosa che ci può permettere di immaginare che fossero molto simili anche nel passato. O se volete, i bambini di oggi
sotto certi aspetti sono simili a quelli per esempio del Medioevo in un modo talmente evidente che non ci riflettiamo mai. Si va al mare, si gioca con la sabbia, paletta e secchiello. Il bambino del XXI secolo naturalmente costruisce grattacieli, svincoli autostradali, l'opera di Sidney. Cosa costruisce? Castelli. Il bambino costruisce castelli, perché è dal Medioevo che i bambini quando hanno della sabbia costruiscono castelli, e questo noi lo sappiamo perché c'è almeno una vita di un santo del XII secolo che dice che era santo e si capiva fin da bambino che era santo, perché quando giocava con la sabbia, mentre gli altri bambini costruivano castelli, lui costruiva chiese. Però capite, gli altri bambini costruivano castelli, cioè gli edifici che loro vedevano intorno a sé. E da una stagione, da un'estate all'altra, per 1000 anni, i bambini hanno insegnato ai bambini più piccoli di 1 anno che con la sabbia si costruiscono castelli, e quello non si sradica in nessun modo. Le favole, invece, io personalmente non ho mai trovato indicazioni precise. Ecco, gli adulti se ne interessavano, le favole sono un genere letterario, ma nel Medioevo erano le favole tipo quelle di Esopo, di Fedro, avete presente La volpe e l'uva, le favole di animali, no? Mentre invece le favole che sono state poi raccolte nell'età moderna da Perrault, dai fratelli Grimm, che sono certamente molto più antiche, però io personalmente non ho cognizione che sia stati trovate proprio già testi medievali che le presentavano. Poi però certi aspetti del mondo delle nostre fiabe indubbiamente c'erano già nel Medioevo, anzi li hanno inventati loro, le fate. La letteratura cavalleresca medievale è popolata di fate, che sono una cosa che nell'antichità non c'era. Per carità, c'erano le ninfe dei boschi, le ninfe delle acque, ci sarà magari anche una continuità, ma le fate sono un'altra cosa. E sono naturalmente una cosa che poi noi abbiamo un po', come dire, avvilito, no? La fatina buona, ecco. Le fate medievali non sono la fatina buona. Le fate medievali sono quelle di certe fiabe che conosciamo anche noi oggi. È nata una bambina, sono arrivate tutte le vicine, fra cui una fata, e tutte hanno fatto il loro regalo, e la fata è stata servita per ultima al banchetto del battesimo. Ah sì? Ecco il mio regalo, la prima volta che qualcuno ti bacerà, ti addormenterai, mi spiego? Quel genere di cose lì. Quindi le fate, insomma, le fate c'erano. E indubbiamente le ha inventate il Medioevo e ce le ha tramandate, ma non sono così sicuro che le raccontassero ai bambini queste storie, perché così come gli adulti, se Dio vuole, giocavano loro a mosca cieca, è possibile che si raccontassero loro anche i racconti delle fate. E il tempo è scaduto. Chiedilo a Barbero è una serie podcast di Cora Media e Intesa San Paolo On Air, scritta da Alessandro Barbero e Davide Savelli. Produzione esecutiva Lia Chiovari. Cura editoriale di Davide Savelli in collaborazione con Anna Iacovino e Rosella Bettinardi. Supervisione del suono e musiche Luca Micheli. Fonico di studio a Torino Riccardo Mazza di Experimental Studios. Fonico di studio a Roma Lucrezia Marcelli. Post-produzione e montaggio Luca Micheli e Andrea Girelli. Coordinamento post-produzione Matteo Scelsa. Io sono Davide Savelli e vi do appuntamento alla prossima settimana ricordandovi che potete inviare le vostre domande via mail all'indirizzo chiediloabarbero@coramedia.com oppure con un messaggio WhatsApp anche vocale al numero 345 09 83 998.